Storia di Green Pass e del suo effetto sul mondo della ristorazione. A Vicenza ad esserne colpita è anche la terrazza della Basilica Palladiana, o meglio il bar-ristorante e il suo gestore. Fino all'altro giorno, 6 agosto, prima dell'ingresso del Green Pass, la vita, le serate ad ammirare il panorama e i tramonti sorseggiando aperitivi. Il giorno dopo, Da quando è stato introdotto noi abbiamo avuto il 50% di utenza che non è salita. I numeri, che sembra da un punto di vista del monumento non sono veramente calati, da un punto di vista invece dell'utenza del bar sono crollati. eh sì, perché l'accesso alla terrazza è attraverso la Basilica e quale museo e sito di mostre vi si accede solo con Green Pass. Un breve tratto interno comune separa la parte museale dalla terrazza, una scala, ma è sufficiente per la clientela tra i 20 e i 40 anni per dare forfait. Tanto più che il locale è aperto solo la sera, il fine settimana e il mercoledì, non potendo così contare nemmeno sui tanti turisti che di giorno visitano la Basilica. Dal canto suo il gestore si è subito attivato. Abbiamo chiesto al comune e attraverso il comune anche al prefetto di poter fare una sorta di via agevolata, per cui con una dichiarazione che si accede solo a uno spazio esterno e non si usano gli ascensori, di poter andare direttamente in terrazza senza Green Pass, e stiamo aspettando risposta. La situazione è difficile e la stagione della terrazza può contare ancora su un tempo limitato di apertura. Green Pass che diventa discriminante e Quaresimi lo sta vivendo direttamente, avendo un locale dove serve solo all'aperto. Vediamo questa differenza netta da un luogo dove non c'è richiesta di Green Pass a un luogo dove c'è richiesta di Green Pass. Dove c'è richiesta di Green Pass l'utenza è crollata.